Ciao, sono Alessandro. La compagnia della Cornoventraglia che stasera presenta Ragazzi di Vetro ha svolto il laboratorio teatrale tra il mese di ottobre e di febbraio con una cadenza settimanale di incontri. Ciao, sono Carlo. Era composta da 18 studenti del Daronco di Gemona e da 2 giovani esterni alla scuola. Nel percorso di integrazione siamo stati aiutati da Manuel e Michele, operatori dell'azienda sanitaria. Ciao, sono Lisa. Durante il periodo dell'emergenza abbiamo deciso di non mollare questo gruppo, nonostante si sia chiaramente ridotto, e abbiamo trovato la forza per continuare, anche se distanti, continuare a lavorare sulle esperienze che avevamo vissuto a teatro e in particolare cosa ci aveva trasmesso un testo che per noi è caro e che vedrete nel video, Il bambino di vetro. Seppur distanti abbiamo continuato a collegarci e questo è quello che è emerso. Crediamo che abbia molta forza per collegare tante altre persone insieme. È un po' arrabbiato, Vabbè. No. Quando devo partire? Non ho capito. Parlavamo Più spontaneo, più naturale, no? Via, sto registrando, via. Adesso che finge di avere una vita sociale, no scherzando. Non vuoi vederlo! Io i miei amici li ho. Pochi ma buoni. Vabbè, spontaneo. Non riesco. Siamo la vergogna del palio. Ma che scherzi! Sto registrando, voi via. No. Ci voglio andare.